Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova puntata di Qui Mercato dagli studi di Teleeuropa Network. Buon pomeriggio da Anna Franchino. Buon pomeriggio ad Attilio Malena, il mio compagno di viaggio e d'avventura, come possiamo dire. Anna, buon pomeriggio anche a tutti i nostri telespettatori e buonasera a chi ci seguirà in replica. Tantissime notizie come di consueto dalla Serie A alla Serie C, cerchiamo di non far mancare nulla ai nostri telespettatori, ben trovati. Oggi 17 luglio si apre una nuova fase del calciomercato, ne abbiamo parlato già ieri, continueremo il nostro discorso anche oggi, lo faremo in compagnia di Raffaele Truncè, un collega di Sport Team Calabria. Benvenuto Raffaele. Grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti. Allora Attilio, iniziamo con le breaking news di oggi e poi insomma piano piano inizieremo i nostri discorsi che partiranno dalle calabresi di calcio fino ad arrivare ovviamente alla Serie A. Esatto, dicevi benissimo tu nel tuo discorso d'apertura che è iniziata una nuova fase del mercato, nuovi identikit da gettare, nuove opportunità partendo dal Cosenza, priorità esterno d'attacco, attendendo sempre il discorso relativo a Jaime Baez, ricordando che è stato convocato per l'International Champions Cup dalla Fiorentina, al momento servirà quindi attendere, ma il Cosenza ha effettuato diversi sondaggi, mai come nelle ultime ore, tra pochissimo approfondiremo il tema legato a Mirko Carrette e alla sua situazione, sondaggio anche per Acosti, calciatore che Braga aveva già allenato, ma al momento questa pista sembra essere troppo onerosa per le casse rosso-blu, ma un Cosenza che fa capire e percepire quali siano effettivamente le necessità di Piero Brai e poi il Crotone con Benali assolutamente blindato. Avevamo raccontato qualche settimana fa della richiesta di informazioni, da quanto ci risulta pervenuta al suo entourage dal Brescia, una richiesta di informazioni anche diretta alla società dal Perugia, voluto fortemente da Massimoddo, ma al momento Benali non si muove e viene considerato una pedina fondamentale nell'organigramma tattico di Giovanni Stroppa. E poi una breaking news che riguarda un nuovo arrivo in Casarende, si tratta del difensore cresciuto nel settore giovanile del Monza, classe 2000, Ampollini, operazione curata dalla Fedele Management e dall'ex calciatore del Napoli Ignacio Pia, un rende che si muove su più fronti, un nuovo arrivo dopo Morselli, addirittura d'arrivo dal Pescara, un'altra infarinata di giovani, di diversi talenti, in arrivo l'ultimo in ordine di tempo, solamente Ampollini. Allora Raffaele, leggevo proprio adesso sulla tua pagina di Sport Team Calabria tante notizie che riguardano le squadre calabresi, ovviamente dalla Serie B sino alle categorie anche minori, anche altri sport. Possiamo dire l'ultima in ordine di tempo può essere questa della Coppa Italia che vedrà, insomma, abbiamo detto anche ieri, la prossima settimana, lunedì se non sbaglio, ci sarà proprio il sorteggio e da lì capiremo quali saranno le formazioni che parteciperanno a questa prima fase. Poi nella seconda fase entrerà il Cosenza, il Crotone, insomma anche le nostre formazioni calabresi di Serie B. Sì, è una delle informazioni dell'ultimo minuto perché paradossalmente anche la Coppa Italia nazionale viene influenzata dai tormenti un po' della Serie C, no? Sì. Quindi dovevamo capire quali squadre della terza serie entrassero a far parte della Coppa Italia primaria e abbiamo visto che siccome ci sono molte defezioni, non solo le prime 8 tra virgolette dello scorso campionato di ogni girone parteciperanno, ma anche altre squadre selezionate, tra cui ovviamente il Rende per quanto riguarda la squadra calabrese che parteciperà quest'anno alla Team Cup. Sì, Rende, Regina e ovviamente Catanzaro, anche insomma, di questi argomenti, gli argomenti di mercato che riguardano le calabresi di Serie C parleremo tra pochissimo. Invece per quanto riguarda la Serie B abbiamo visto che ieri è iniziato il raduno del Cosenza, chiediamo ovviamente al nostro regista Luca Chito di mostrarci anche alcune immagini che riguardano proprio l'arrivo dei calciatori rossoblù alla spicciolata in un noto albergo di Rende. Non c'era Mister Braglia che raggiungerà il gruppo giovedì e poi venerdì ci sarà questa partenza per il ritiro a San Giovanni in Fiore. Un Cosenza che piano piano si sta mostrando, cioè si sta componendo dei vari calciatori che andranno a formare ovviamente, allestiranno l'organico a disposizione del mister. Sì, io credo che ci siano state anche delle conferme importanti rispetto alla passata stagione, i rinnovi di contratto degli stessi Bruccini, di Sarà
attacco, sono pedine importanti anche dal punto di vista sia numerico sia dello spogliatoio, perché fanno parte anche di quell'ossatura che hanno costituito il Cosenza che è arrivato alla finale di Pescara 2 anni fa, quindi, o meglio lo scorso anno. Quindi secondo me sono elementi da tenere in considerazione non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista umano. Certo, probabilmente c'è ancora qualche carenza a livello numerico, però insomma, tenendo in considerazione il fatto che il mercato chiude tra forse 50 giorni scarsi e ci vuole ancora un altro mesetto pieno affinché il campionato di Serie B inizi, io penso che il Cosenza con le giuste pedine in maniera graduale possa arrivare a costituire una squadra comunque importante anche per il prossimo campionato. E vediamo proprio qui la foto nel sito ufficiale del Cosenza Calcio, vediamo il gruppo rossoblu a bordo piscina in un noto appunto albergo di Rende, Attilio, insomma tanti volti noti, pochissimi i volti nuovi, mi viene in mente ovviamente l'attaccante Riccardo Moreo che è l'ultimo innesto in ordine di tempo della squadra rossoblu, però insomma siamo sicuri, l'abbiamo già detto ieri, che il direttore sportivo sta lavorando, sta cercando i colpi giusti da dare a disposizione appunto a mister Brai. No, saremo ripetitivi, ormai ne stiamo parlando da diverse settimane a questa parte, la strategia del Cosenza è molto chiara, dicevi benissimo tu, sui due volti nuovi, uno nuovo totalmente, Moreo che ha fatto benissimo in Serie D a Prato, l'altro che dalle parti di Cosenza conoscono molto bene, che è trovato una stagione quella scorsa costellata da guai fisici, adesso ha la possibilità nuovamente di mettersi a disposizione di Piero Brai in una piazza che conosce e che in qualche maniera comunque lo ha apprezzato certamente per le sue qualità che sono evidenti. Ci si aspettava magari all'inizio anche una possibile operazione a titolo definitivo da parte della Fiorentina, anche per la necessità della Fiorentina di vendere il più possibile e di liberarsi dei cosiddetti pesi di mercato. La Fiorentina che avrà altre 59 o 58 operazioni da fare nel corso del mercato in uscita, per questo probabilmente il mercato della Fiorentina ancora non si è incendiato per come ci si aspettava con l'avvento di Rocco Commiso come nuovo presidente, ma la strategia, ribadiamo, è molto chiara, si attenderanno i famosi saldi di fine stagione, calciatori scontenti, al momento magari inarrivabili, ma che negli ultimi giorni di mercato avranno bisogno di una sistemazione e lì il Cosenza si farà trovare assolutamente pronto, ma il Cosenza che non sta assolutamente con le mani in mano, possiamo vedere dalla nostra grafica in regia, abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri del tentativo, da quanto ci risulta, di entrare nella corsa Giannetti, ma Giannetti che aveva già un accordo di massima con la Salernitana, tentativo a vuoto, però solamente per ora. Vecchi obiettivi che tornano di moda, il Cosenza ha sondato il terreno per Mirko Carretta, un calciatore che aveva già sondato nel corso dello scorso mercato di gennaio, un pallino del direttore sportivo Stefano Trinchera, ma lo dicevamo in apertura, al momento la priorità del Cosenza è quella di regalare al più presto possibile a Piero Braia degli esterni in grado di poter fare la differenza e di saltare l'uomo per sostituire Embalo, che ha un'offerta quadriennale dall'Eupen, anche se attende probabilmente qualcosa e dall'Italia, ma anche magari da qualche soluzione maggiormente appetibile che possa permettergli di farlo rimanere nel calcio che conta, ma sarà un Cosenza sornione che attenderà le famose occasioni di mercato, e sono d'accordo anch'io con Raffaele quando sosteneva che il Cosenza allestirà una squadra in grado di poter lottare per gli obiettivi prefissati. Io francamente anche all'inizio stagione mi aspettavo qualcosa in più, il famoso salto di qualità che al momento non è arrivato, qualche investimento in più che al momento non è arrivato, ma la strategia è chiara, il Cosenza non si scompone e va avanti per la sua strada, questo è senza dubbio, credo, un merito nel calcio attuale. Raffaele, c'è questa notizia, insomma, che ne abbiamo già parlato ieri nel corso della trasmissione, di Palmiero che insomma sarebbe molto vicino al Pescara, però il Cosenza non molla questo obiettivo, non potrebbe, ecco vabbè, è una delle poche società, quanto potrebbe contare magari la volontà del giocatore di tornare a Cosenza, visto che magari si è trovato bene, insomma è un ambiente a lui familiare? Allora, guarda, io credo che nel calciomercato moderno la volontà del giocatore sia quasi... No, anzi, credo che sia quasi determinante, chiaramente in accordo col suo procuratore. Certo. Però penso che per un giocatore giovane la volontà sia leggermente meno determinante rispetto a un giocatore che ha magari una soglia di età tra i 29 e i 32. Questo perché? Perché lo sviluppo di un giovane passa attraverso un progetto comunque concreto che deve essere valutato da più
persone, mentre invece magari un giocatore più esperto capisce già determinate dinamiche e se il progetto è valido o meno già a primo impatto. Io credo che Palmiero sia molto più vicino di quanto pensiamo al Pescara, anche perché il procuratore di Palmiero è molto vicino a Daniele Sebastiani, che è il presidente del Pescara, quindi credo che l'operazione si possa fare in Abruzzo, e so anche che il Crotone ci ha provato in maniera importante, però come dicevamo prima bisogna capire anche determinati tasselli come si devono incastrare, perché il Crotone, se io guardo ora la rosa, vedo a centrocampo Benali, Zanellato e Barberis. Se non parte Barberis, secondo me un'operazione importante di questa portata il Crotone non la fa, mentre invece il Pescara ormai si è lanciato in un calciomercato veramente importantissimo. Anche l'ufficialità di Tumminello in avanti fa capire le grandi ambizioni del club biancazzurro, quindi io penso che un giocatore importante come Palmiero possa far bene e sia molto vicino alla società Pescara. C'è anche secondo me un ragionamento a margine da fare per completare il discorso che faceva Raffaele prima, legato alle famose ambizioni. Il Cosenza e il Pescara in questo momento hanno due progetti a mio avviso completamente diversi. Sì. Il Pescara lotta per un campionato senza dubbio da protagonista, non dico da candidata numero uno alla promozione diretta, ma quantomeno lì per giocarsela fino alla fine e di sognare, mentre il Cosenza, anche per stessa ammissione dei diretti interessati, parte per salvarsi, quindi in maniera ipotetica per Palmiero sarebbe un passo in avanti rispetto che magari rimanere fermo alla posizione attuale. Qualora magari il Cosenza avesse fatto un passo in avanti in maniera di investimenti, che al momento, non lo diciamo noi ma lo dicono i fatti, non ha fatto, il Pescara potrebbe comunque consentirgli di effettuare quel famoso upgrade in grado di potergli realmente dare quel qualcosa in più anche in termini di esperienza. Tutte le decisioni però passeranno dal Napoli, il Napoli che crede molto sia in Palmiero che in Tutino. Il Napoli ha un accordo di massima col Pescara, lo abbiamo raccontato circa un mese fa, diceva benissimo Raffaele prima sullo stretto rapporto che intercorre tra il presidente Sebastiani e l'entourage di Palmiero. Palmiero è molto vicino al Pescara, questa è la realtà oggettiva dei fatti, anche se fa bene il Cosenza a non mollare la presa e nonostante tutto anche nelle ultimissime ore sono da segnalare dei contatti tra il suo entourage e il direttore sportivo Stefano Trinchera. Il Cosenza non molla la presa, ma oggi il Pescara è nettamente avanti per Palmiero. Ovviamente ci auguriamo per il bene del Cosenza, perché Palmiero ha dimostrato ampiamente le sue grandi capacità, le sue grandi doti anche da un punto di vista prettamente della leadership, di rivederlo al San Vito Gigi Marulla, ma in realtà al momento il Pescara è molto vicino a Palmiero, oltre a Tumminello, l'abbiamo raccontato ieri, anche Tumminello arriva praticamente al posto di Stojan che aveva raggiunto un accordo di massima per un annuale con opzione per altri 2 anni, erano pronte le visite mediche, poi l'improvviso passo indietro e nuovamente l'accelerata per Tumminello. Dopo Galano, dopo al momento la non partenza di Brugman, è un Pescara che si candida certamente a un ruolo da grandissima protagonista nella prossima stagione, con un allenatore pur sì giovane ma in cui la società crede moltissimo. Prima di parlare del mercato del Crotone c'è una notizia che leggevo proprio su Tutto B che riguarda un'indagine sulla partita Carpi-Crotone. C'è stato un flusso anomalo di scommesse, lo rende noto il giornale modenese del Resto del Carlino, dice questo flusso anomalo su Carpi-Crotone, la gara dello scorso 30 marzo che di fatto proprio decretò la discesa dei biancorossi in Serie C. I calabresi si imposero per 2-1 al Cabassi con la doppietta di Simi. Fino a ieri la gara era stata ricordata solo per la scellerata direzione di Ghersini. Vedremo cosa succederà da parte della Procura federale che sta ovviamente indagando sulla vicenda. Tornando invece sul calciomercato, Raffaele, anticipavi proprio tu questa notizia, insomma, diciamo la preparazione del Crotone che procede a passo spedito. Abbiamo sentito anche nel corso dei nostri TG le parole di Benali che dice vogliamo dare quella soddisfazione in più ai tifosi, quello che magari non è successo lo scorso anno, riambire verso le alte posizioni di classifica. Purtroppo insomma è stato un campionato abbastanza storto quello dello scorso anno del Crotone, però poi alla fine insomma si è riusciti a mantenere almeno la Serie B e quindi tra virgolette una nota positiva c'è stata, anche il ritorno di Stroppa e la riconferma in panchina. Beh, forse il ritorno in panchina di Stroppa è stato il fattore determinante affinché il Crotone compiesse un vero e proprio miracolo, pensando che
il girone di andata chiuso con 13 punti, il girone di ritorno con 30, fa capire tantissime cose. Uno degli errori, secondo me, che il Crotone cercherà di non commettere quest'anno, e già dalle prime conferenze stampa si è percepito, è quello di smorzare il più possibile tutte quelle aspettative che si erano create l'anno scorso, perché anche indirettamente, quando sei una retrocessa dalla Serie A, è chiaro che tutti i riflettori tecnico-tattici o comunque le aspettative si alzano enormemente per una squadra che aveva, secondo me, giocato anche un ottimo campionato di Serie A, retrocedendo solamente per 3 punti, però poi tutte quelle aspettative, determinati giocatori che secondo me avevano proprio finito in maniera fisiologica il ciclo a Crotone e sono stati ceduti nel mese di gennaio, questi sono stati tutti i tasselli che poi si sono incastrati affinché si sia costruito un puzzle importante, perché l'anno scorso la salvezza del Crotone secondo me è una prima pietra miliare su cui ripartire, e questo secondo me è un vantaggio che il Crotone non deve assolutamente sciupare, ovvero tutto quello di buono tecnico-tattico, mi piace sempre questo binomio che Stroppa ha creato e deve perseguire attraverso i dettami anche di mercato tramite il direttore generale Raffaele Vrenna e il direttore sportivo Beppe Ursino. Allora Attilio, ci sono anche una grafica che riguarda il Crotone, andiamola a vedere insieme, riguarda appunto insomma, gli ultimi tentativi, insomma, le ultime colpi di mercato. Sì, assolutamente, riguarda secondo me una questione di fondamentale importanza, la famosa ambizione di base, la salvezza come obiettivo minimo, ma la caccia degli ultimi colpi prima del via ufficiale. In realtà il Crotone, mantenendo tutti i gioielli nuovamente con sé, ha poco sinceramente da dover fare, se non altre 2 operazioni sugli esterni, più 1/2 attaccanti a sorpresa, avendo quasi concluse le sue operazioni per la difesa. È arrivato Curati, è arrivato Bellodi, sono arrivati talenti provenienti dal Gozzano, più il mantenimento in rosa di tutti i tasselli che hanno permesso di svoltare nella scorsa stagione. Vedi Spolli, il rinnovo di Barberis qualora non andasse via, la permanenza di Simi, sta lavorando alla permanenza di Pettinari, ne abbiamo parlato anche ieri nonostante le smentite di rito, più le famose chicche, le famose sorprese. Non si capisce bene anche che fine abbia fatto un Mustacchio, che sembrava essere lì per firmare un biennale, ma il Crotone in questo momento sta lavorando su obiettivi diversi, alternativi, guardando anche a Palermo, alle occasioni di mercato che da martedì potranno ovviamente effettuarsi diverse operazioni. Il Palermo è stato dichiarato fallito nella giornata di oggi e martedì tutti i calciatori verranno svincolati e saranno a disposizione a parametro zero. Ma il Crotone ha le idee chiare, lo abbiamo detto in più circostanze anche con i diretti interessati ospiti ai nostri microfoni, c'è la famosa ambizione di base, si sa quel che si vuol fare, Giovanni Stroppa conosce a meraviglia finalmente la piazza. Il Crotone, a mio modesto avviso, partirà per un campionato importante, nonostante le smentite di diritto. Anche in questo caso l'obiettivo concreto vero del Crotone è quello di essere stabilmente nella parte sinistra della classifica e non, come per molte volte, troppe nella scorsa stagione, essere dalla parte destra, rischiando qualcosa che non si poteva rischiare. Ma il Crotone è stato assolutamente bravissimo a rivoltare pagina e non cadere in tentazione per un obiettivo a cui certamente non è abituato a lottare. Raffaele, lo confermano anche le riconferme, tra virgolette, di Cordaz, dello stesso Simi, insomma calciatori importanti che hanno fatto bene a Crotone e che potrebbero dare quel salto di qualità in più. Sì, però questo era il progetto alla base anche nella passata stagione, riconfermare in blocco quell'ossatura di giocatori che avevano fatto bene in Serie A, però non sempre è sinonimo di riconferma anche sotto l'aspetto dei risultati. Quello che conta secondo me è la mentalità con cui determinati giocatori si calano nella categoria, nell'ambiente, nel contesto società-squadra. Ecco, quello conta parecchio. Se un giocatore come Benali, che io reputo uno dei migliori della categoria, insieme a Deli, che oggi ha firmato per la Cremonese come mezzala, parla in quella maniera, allora secondo me
sì che questi giocatori possono fare la differenza e come, perché Stroppa durante tantissime conferenze stampa l'anno scorso diceva che il giocatore deve essere libero di fare ciò che vuole, ovviamente rispettando alcuni canoni tattici, però insomma se si riconferma gente come Benali, come Spoldi, Barberis, Simi e compagnia cantante, con 2 o 3 innesti, secondo me il Crotone potrebbe essere in grado, non dico di arrivare tra le prime 5, 6 o 7 del campionato, però secondo me sarebbe in grado di allestire una squadra che può battere qualsiasi squadra in 90 minuti. Che campionato ti aspetti? Abbiamo visto che il Venezia è stato diciamo ripescato, quindi è stato ripreso nel campionato di Serie B al posto del Palermo. Insomma, tante squadre stanno allestendo organici importanti, abbiamo parlato di Pescara. Insomma, è un campionato secondo te che vedrà una prima fascia e una seconda fascia, oppure un po' più equilibrato come lo scorso anno, nel senso che ci sono tante sorprese come lo è stato anche lo stesso Cosenza? Guarda, ti descrivo un'analisi che ho fatto qualche mese fa. Negli ultimi 10 anni la Serie B è un campionato in cui tutte le squadre cioè ogni squadra può battere ogni squadra, è così. La prima può perdere contro l'ultima e viceversa. È un campionato che non vede più, secondo me, le ultime 2 squadre, tra virgolette, materasso. È una squadra, quella ultima in classifica, che cerca di giocarsi tutte le sue pedine, tutti i suoi elementi, tutte le sue chance fino alla fine. Quindi è un campionato sempre molto equilibrato, però certo, nel mercato di luglio, che io soprannomino il mercato dei ricchi, quando vedi squadre come Salernitana e Cremonese fare un calciomercato del genere, cioè la Cremonese ha preso Palombi dalla Lazio, che per me è un elemento importantissimo. Deli, la Salernitana ha preso Billong, sta trattando Cerci, insomma Giannetti. Quando vedi squadre che fanno determinate operazioni ti viene da pensare che queste siano le candidate a fare un campionato di vertice, però poi pensi che l'Empoli e il Frosinone, che sono scesi dalla Serie A, hanno preso un paracadute importante, hanno sempre progetti seri alla base. Certo. E quindi sono altre 2 o 3 squadre. Ci sono delle outsider secondo me come il Perugia che possono far bene. Poi la rincorsa alla Serie A, voglio dire, 3 squadre possono salire, quando poi ce ne sono almeno 7-8 che concorreranno a quei posti, quindi sarà sempre un campionato equilibrato che si giocherà sempre sul dettaglio, su chi sbaglierà di meno nella fascia destra della classifica, ed è per questo che secondo me quello che conta di più sono le idee e poi i soldi. Io ho un parere un po' diverso sulla corsa alla B, non perché il discorso di Raffaele non sia assolutamente lecito, però credo che Benevento, Frosinone, Empoli, anche per la questione paracadute, per il budget a disposizione, abbiano qualcosina in più rispetto magari alla Salernitana. Anche le cifre che stanno girando sono cifre assolutamente importantissime, probabilmente forse nemmeno qualche società in Serie A può permettersi Billong a 400.000 euro, può permettersi Cerci, con cui c'è una distanza abbastanza risicata. Le parti si sono presi un momento di riflessione, la richiesta di Cerci è un triennale a 450.000 euro, l'offerta della Salernitana è un biennale a 400.000 euro, ma dal mio punto di vista Frosinone, Benevento e Empoli hanno qualcosina in più rispetto alle altre squadre che partono almeno sulla griglia, perché poi le famose griglie spesso e volentieri, anzi quasi sempre in Serie B, poi vengono smentite dai fatti, dalle idee, dalle famose sorprese come il Crotone stesso, come il Cosenza rincorso dalla C alla Serie B, ma anche per una questione prettamente economica al momento. Ma ricordiamo che il mercato si giudicherà dal 2 settembre, però sicuramente le premesse per vivere un campionato da grande protagonista ci sono. Vedi anche il colpo che abbiamo raccontato circa 3 settimane fa per l'attacco del Perugia con Pietro Iemmello, un campionato che somiglia sempre di più alla famosa A2, mentre la Serie A, la qualità scende, in Serie B forse qualche passo in avanti sotto questo punto di vista sicuramente si è fatto. Abbiamo una clip da vedere, però adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo con Qui Mercato. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seguiva la nostra discussione sul calciomercato anche su Bamberg. Eccolo qui, andiamo a vedere. Andiamo a vedere la clip.
visto proprio questa clip, a chi piace Attilio? A chi questo piace? calciatore? Piace il Crotone. Piace a tutti. L'abbiamo accostato circa un mesetto fa al Crotone, anche se la situazione non è di molto cambiata, con il Crotone che è interessato a Svanberg, che nelle idee sarebbe un po', no, Raffaele, quello che in questo momento manca, ovvero il Rodien, che non ha rinnovato, quel calciatore di corsa, quel calciatore di strappo in grado di poter anche spaccare le partite sia in fase difensiva ma anche in fase offensiva. Il Bologna crede molto nel giovane svedese, proprio sulla falsariga di Rodien, un nuovo svedese possibile al Crotone, anche se il calciatore nicchia al momento questa possibilità, ma chissà che poi la situazione non possa cambiare, non possa vedere nuovamente il Crotone in corsa su un obiettivo concreto che piace moltissimo alla squadra mercato di Pitagorici. Allora, chiudiamo questa parentesi della Serie B. Hai qualche altra notizia di altre squadre che ci riguardano? Proviamo a fare un po' il parallelo tra Serie C e Serie B, come spesso accade, perché Puntoriere dalla Virtus Entella è molto vicino al Monopoli. Per il Catanzaro sfuma Voltolini, addirittura d'arrivo la trattativa che lo porterà alla Reggiana. La Reggiana che ha chiesto Varone al Cosenza, la Sicula Leonzio che punta Moreo e punta Leonardo Perez sempre dal Cosenza, lo abbiamo detto ieri. Poi 2 operazioni completate dal Pescara per quanto riguarda il mercato dei giovani, il Pescara molto attivo sia in entrata che in uscita, 2 operazioni con 2 giovani calciatori, uno classe 2000, l'altro classe 2001, che si trasferiscono in prestito al Pineto, con il classe 2001 Mattia Marini, giovane terzino sinistro, e Giovanni Pierpaoli, classe 2000. Abbiamo detto di Parisi, abbiamo detto con Simone Mercorelli che passa in prestito dall'Ascoli a un'altra formazione di Serie D, passa in prestito al Montegiorgio, e Voltolini, obiettivo sfumato per il Catanzaro tra pochissimo ci arriveremo, che sprinta per Filippo Perrucchini, attende novità da Eusepi. Ho aperto un po' una parentesi aprendo l'argomento Serie C, ma le formazioni calabresi a maggior ragione in Serie C sanno assolutamente quel che vogliono. Il Catanzaro adesso un grande centravanti e un grande portiere, dopo il triennale per Martinelli e il triennale a titolo definitivo anche per il figlio d'arte di Livio. Raffaele, parlavamo proprio prima a microfoni spenti mentre andava la pubblicità di questa regina che è scatenata. Abbiamo visto proprio che i colpi su colpi, gli ultimi proprio in ordine di tempo, che sono proprio riportati sul sito ufficiale della squadra Amaranto, sono Francesco De Rose, che è una vecchia conoscenza del Cosenza, riabbraccia l'Amaranto, quindi riabbraccia anche mister Toscano. Poi c'è Lorenzo Paolucci che sigla un triennale, anche Paolo Marchi, insomma una regina che ma se scorri ancora ce ne sono altri. altri. Sì, se scorro ce ne sono altri dei giorni scorsi. Io dico proprio gli ultimi in ordine di tempo, datati 17 luglio. È una regina scatenatissima, una regina che vuole questa Serie B. Il prossimo sarà Reginaldo. Il prossimo è Reginaldo, insomma. Anche nomi che diciamo fanno pubblicità, nel senso che portano ovviamente una risonanza anche a livello nazionale. Sì, sicuramente 2 dei nomi che hai fatto ora, che sono Paolucci e De Rose, vanno a rivoluzionare secondo me proprio l'assetto tattico del centrocampo degli Amaranto, perché Paolucci io l'ho visto tante volte dal vivo a Monopoli, vi assicuro che è una mezzala di gamba, sa saltare l'uomo, si sa inserire, è veramente un centrocampista moderno e giovane, e secondo me è un grandissimo acquisto, anche perché credo si sia svincolato dal Monopoli. Ovviamente De Rose si va sul sicuro, è un mediano vecchio stampo che assicura tantissima quantità in mezzo al campo, assicura ordine e geometrie al nuovo centrocampo di mister Toscano. È una regina che anche in avanti non sta speculando energie e risorse economiche, ma potremmo dire anche nel reparto difensivo. Oserei dire una seconda rivoluzione estiva dopo una prima rivoluzione nel mercato invernale dell'anno scorso. Quindi gli obiettivi ormai non li ha nascosti il Presidente, sono questi. Forse può competere anche con tante squadre importanti, come dicevamo, sempre se il campionato insomma sarà composto come di solito avviene nord-sud, anche con il Bari, visti questi nomi che sta proponendo. Diciamo che nella giornata odierna dovrebbe essere anche definito il girone del sud, in cui dovrebbero essere comprese Teramo e Ternana. Io credo che la regina
debba avere un progetto comunque importante, perché una piazza con quel bacino di utenza, vedere l'anno scorso gare con un Granillo gremito con 11.000-12.000 spettatori è veramente un colpo d'occhio bellissimo per uno sportivo, per chi va a vedere una partita di calcio. Quindi la Regina merita almeno una prospettiva a lungo termine di risultati importanti. Certo è che quest'anno tutti quanti dovranno fare i conti con lo Spauracchio Bari, perché potenzialmente, ripetiamo, sulla carta è una squadra che farà un campionato a sé, però insomma se la Regina sta gettando queste basi importanti credo che darà filo da torcere in maniera significativa ai Galletti. E Attilio, invece, il direttore sportivo Taibi sta pensando a qualche altro calciatore, però vedo che dalla regia ci fanno vedere che è e cambiamo pronto. e voltiamo pagina. Sì, voltiamo un attimo pagina, poi ritorneremo tra pochissimo a parlare di Serie C, perché è pronto il collegamento telefonico. Grazie per essere nostro ospite a Checco Casano di Radio Centro Suono Sport. Con lui parliamo soprattutto di calcio di Serie A. Assolutamente, di Roma e non solo. Innanzitutto buon pomeriggio Checco e grazie per aver accettato il nostro invito per focalizzare un po' l'attenzione su un po' l'epicentro del mercato, in entrata e in uscita, Dzeko, l'accordo per Veretù, Mancini, Alderweireld, una Roma epicentro del mercato. Da qui alle prossime 48 ore cosa ti aspetti dal mercato di Gianluca Petracchi per la Roma? Allora, intanto buon pomeriggio a tutti voi, ciao Attilio. Insomma, un mercato in fermento sicuramente, perché Gianluca Petracchi sta cercando di recuperare quel terreno che aveva inevitabilmente perso, visto che insomma le lungaggini burocratiche, tra virgolette, che l'hanno visto coinvolto per distaccarsi definitivamente dal Torino. Mi aspetto nelle prossime ore insomma la definizione dell'affare Veretù, sul quale, come avevamo già anticipato ieri, sia sui nostri social sia in diretta, insomma c'era ancora una leggera distanza di circa 1 milione, 1,5 milioni, ma insomma la richiesta è intorno ai 20, l'offerta è intorno ai 19. Credo che una volta trovato l'accordo e blindato l'accordo con il francese ieri a Trigoria nel vertice di 3 ore tra Petracchi e Giuffredi, sicuramente l'affare sarà definito. E poi partirà una seconda fase del mercato della Roma, nel corso della quale Petracchi cercherà tre titolari sostanzialmente, un altro difensore centrale di una certa esperienza, e il nome che tu stavi facendo, quello di Alderweireld, è il nome più caldo, anche se è una trattativa molto complicata al momento, il centravanti, e su questo insomma sai meglio di me qual è il target di Gianluca Petracchi, cioè Gonzalo Higuaín come primo nome, e poi l'esterno offensivo per sostituire il Shaarawy. Parallelamente la necessità più importante, più impellente, sarà quella di cedere quei famosi esuberi, quindi una lista di calciatori che non rientrano nei piani tecnici della Roma, e poi sistemare anche la grana Dzeko, che in questo momento è cristallizzata. Guardandolo solamente in ottica Roma, no? Per quel che concerne la futura corsa alla Champions League, quale avversario temi maggiormente? Il ritorno del Milan di Giampaolo con un progetto completamente rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione, linea verde assolutamente anche in tema di ingaggi di calciomercato, o magari qualche sorpresa che al momento noi non consideriamo, a nostro malgrado? Ma ti dico Attilio, avere certezze oggi è molto complicato. La sensazione che ho è che Milan e Roma siano ripartiti sostanzialmente con 2 progetti che si somigliano, perché entrambe le squadre hanno puntato su 2 tecnici che puntano molto sull'addestramento, sul gioco, sulla valorizzazione di determinati calciatori, preferibilmente giovani, però vedo nel Milan delle grosse difficoltà, più difficoltà di quanto pensassi al momento, e quindi in questo momento vedo leggermente avanti la Roma, perché mi sembra che quantomeno la strategia sia una strategia chiara e ci sia comunque un minimo di disponibilità economica in più per investire sul mercato, al netto comunque di cessioni eccellenti che sono già avvenute. Sorprese non credo, insomma io l'Atalanta la guarderei con attenzione, perché insomma affrontare la Champions per una realtà che non l'ha mai disputata non è mai semplice, quindi dire oggi che l'Atalanta possa ripetere lo stesso campionato dell'anno scorso mi sembra complicato, ma insomma nel novero delle squadre è questo: Lazio, Milan, Roma e Atalanta, credo. L'ultimissima prima di chiudere, Daniele De Rossi sempre più vicino a dire sì al Boca Junior, una scelta a sorpresa o te l'aspettavi? Ma nel senso né sì né no, perché c'è stato un momento in cui sapevamo insomma che la Fiorentina fosse poi forse la destinazione maggiormente accreditata, ecco, per l'ex capitano della Roma. Lui ha sempre ribadito di voler continuare. Io sinceramente non ho creduto al 100% all'idea di De Rossi di smettere, perché mi risultava altro, cioè mi risultava che quantomeno il calciatore ci stesse ancora pensando. La scelta del Boca è una scelta di cuore, una scelta di passione,
una scelta quasi direi filosofica, nel senso che De Rossi ha sempre nutrito grande passione per il calcio argentino, per la bombonera. Evidentemente il pressing di Nicolas Burdisso ha funzionato in queste settimane e quindi sicuramente non è una scelta di soldi, non è una scelta che insomma potrebbe essere letta dai tifosi della Roma come uno spregio, ecco, perché se fosse rimasto in Italia magari qualcuno avrebbe voluto storcere la bocca, ed è una scelta che permette a De Rossi comunque di concludere la sua carriera da calciatore decidendo lui quando smettere e non facendoselo imporre. Quindi mi sembra tutto sommato che convergano le idee su questa ipotesi, quindi in bocca al lupo a Daniele e speriamo di rivederlo qui in Italia, alla Roma, in una veste diversa il più presto possibile. Allora, noi facciamo anche noi l'in bocca al lupo a Daniele De Rossi, grazie a Checco Casano per essere stato nostro ospite, per essere intervenuto qui con noi. Grazie. A dopo, che... Sì, a dopo, grazie, ciao Attilio, grazie a tutti. Visto che siamo in discorso di Serie A, ovviamente Raffaele, è una Serie A che intriga, questa, nelle ultime settimane vediamo tanti colpi di mercato, soprattutto la Juve scatenata con questi innesti, l'ultimo in ordine di tempo l'arrivo a Caselle ieri di De Ligt, il Golden Boy come lo definisce proprio Tutto Sport, riabbraccia Torino dove ovviamente in dicembre aveva ricevuto il premio di questa importante Io mi permetto un attimo di interrompere Raffaele. Guarda quando dice Golden Boy come gli si illuminano gli occhi ad Anna. Non si capisce il perché. Non si capisce il perché. Perché devi dire queste cose? Io sono per le squadre italiane, dai. La pela forse è una passione bianconera da parte della nostra conduttrice. No, vabbè, è inutile nasconderlo. È sempre stato così e quindi ammissione in diretta. Poi ovviamente Attilio mi rimprovera che parlo troppo di Ronaldo. No, non è vero, non stiamo parlando di Ronaldo, sono 4 puntate che non stiamo parlando di Ronaldo, quindi stiamo facendo dei grandi passi avanti, protagonista del mercato. Giustamente Raffaele, insomma, quando sono calciatori importanti, soprattutto nel campionato italiano, che era da qualche anno che non se ne parlava così anche a livello internazionale. Sì, l'arrivo di De Ligt mi fa venire in mente due cose. La prima è che la Juve negli anni compra spesso e volentieri giocatori che le fanno male la stagione precedente, pensando a tantissimi giocatori, è veramente una carrellata importante. E poi la seconda cosa, credo che sia anche significativa, è che il calcio olandese sta anche cambiando, perché prima si parlava sempre del calcio totale olandese, quindi solo giocatori di nomea dal centrocampo, dalla cintola in su, se vogliamo, mentre invece ora la coppia olandese De Ligt e Van Dijk, insomma, sono forse la migliore coppia centrale al mondo, anche perché con il Liverpool Van Dijk credo sia anche candidato al prossimo pallone d'oro, quindi sta cambiando il ruolo del difensore, perché specialmente con le nuove norme che entreranno in vigore dei prossimi campionati, con la palla che si potrà giocare subito in area di rigore, il difensore deve essere subito pronto al pressing avversario, deve saper gestire la palla tra i piedi, insomma quando si punta anche su questa tipologia di difensore vuol dire che le ambizioni della squadra crescono anche nella creazione del gioco dal basso, e in questo Sarri, insomma, è sicuramente un testimone di questa tipologia e di questa modernità di calcio. A proposito, a parte gli scherzi, De Ligt è un'operazione straordinaria per la Juventus che consente di fare un ulteriore passo di qualità e dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, la forza, il potere d'acquisto che la Juventus oggi sul mercato. La prima società in Italia è probabilmente tra le 2 e 3 a livello europeo. Strappare De Ligt alla concorrenza di Barcellona e Manchester City è un segnale di grande forza e che consentirà alla Juventus di poter avere a disposizione il difensore al momento senza dubbio più forte del mondo in prospettiva, un colpo per i prossimi 10 anni, ma la Juventus non si ferma qui. Le parole di Mino Raiola fanno percepire come in cantiere c'è altro in termini bianconeri. Poi proviamo a ricostruire un po' le ultime ore di mercato sui tormentoni, sul giro dei bomber, su Higuain non abbiamo novità, la situazione resta quella con l'interesse della Roma acclarato, sui Cardi non ci risulta al momento nessuna apertura per il Napoli, mentre per Dzeko ci risulta come l'Inter voglia chiudere entro questa settimana. Vedremo se sarà in programma anche nelle prossime ore un incontro con l'Inter che ha la volontà di alzare la proposta per convincere la Roma, anche perché no con l'inserimento finalmente di una contropartita tecnica. Diceva bene che Casano prima l'accordo raggiunto nel pomeriggio di ieri in un incontro fiume a Trigoria tra l'entourage di Veretù e la Roma, accordo da 2.800.000 euro a stagione, il Milan che si è defilato anche per la necessità
necessità di vendere e di privarsi di Biglia, contropartita tecnica non accettata dalla Fiorentina, 18 più 2 di bonus, la cifra che dovrebbe versare la Roma nelle casse della Fiorentina. Lukaku a tutti i costi. Prima pagina esplicativa del Corriere dello Sport, l'Inter vuole correre dall'Inghilterra e dalla Spagna, una fonte autorevole di AS riporta una chiusura imminente, al momento non è proprio così, abbiamo avuto modo anche di tastare nel corso delle scorse ore l'offerta dell'Inter è ferma a 75 milioni di euro tra prestito e obbligo. Il club nerazzurro nonostante tutto al momento smentisce, ma è un asse talmente caldo che poi la chiusura e la svolta può essere imminente da un momento all'altro. E poi alla fine un altro capitolo che l'Inter vorrà chiudere a stretto giro di posta è quello legato a Raja Nainggolan, che partirà con la truppa di Antonio Conte per la Cina, ma al momento l'ipotesi d'addio resta la soluzione più plausibile. Oggi si è parlato anche di una suggestione legata ad un ritorno a Cagliari, ma io non tralascerei la pista che porta alla Roma e ovviamente la pista anzi le due piste maggiormente d'attualità legate al mercato cinese, con il Dalian Yifang pronto a fargli i ponti d'oro per assicurarselo. Ma c'è una clip che riguarda un calciatore di Serie A, se non sbaglio. Un altro grande protagonista del mercato. Allora, parlavamo prima di Serie A, però ritorniamo un poco indietro, torniamo a parlare di Serie C, delle squadre calabresi. Avevamo accennato del Catanzaro, che ovviamente ha a disposizione adesso nel ritiro Martinelli e Di Livio, a disposizione appunto di mister Auteri. Con i giallorossi ha firmato anche Andrea Risolo, però mister Auteri dice lavoriamo con serenità. Raffaele, è un mister che sicuramente insomma, ha messo in chiaro le cose con la società. Auteri è un mister ambizioso, lo conosciamo bene, e quindi sicuramente si sta cercando di allestire un Catanzaro che aspira ovviamente a fare un po' meglio dello scorso anno. Sì, vedo molte analogie con il Crotone di Stroppa e mi spiego. Già il Catanzaro è partito da qualche giorno nel ritiro di Moccone. Il vantaggio quest'anno del Catanzaro dove può essere? Proprio quel meccanismo trovato, consolidato e ben oleato da mister Auteri nell'anno scorso con un 3-4-3 iperoffensivo. Su queste basi il Catanzaro secondo me può costruire un altro campionato di livello, perché secondo me la scorsa stagione ha fatto un ottimo lavoro con un quarto posto comunque guadagnato legittimamente, anzi forse se non avesse pagato a caro prezzo una alternanza troppo accentuata di risultati tra febbraio e marzo, mi ricordo benissimo il rigore di Giannone a Castellammare, avrebbe potuto anche insidiare la Juve Stabia. Sì. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, Martinelli è un difensore molto esperto che però secondo me avrà come conseguenza la cessione di Pambianchi, perché è un calciatore che l'anno scorso, complice un grave infortunio, non ha giocato con continuità e lo vuole mister Trocini alla Virtus Francavilla e lo avrebbe dopo l'esperienza di Rende, mentre invece Di Livio insomma un centrocampista anche abbastanza offensivo, nel 3-4-3 lo vedo bene per mister Auteri, però come diceva prima molto bene Attilio, il Catanzaro vuole il nome in avanti. Si era cercato anche Vaco nelle settimane scorse, però ha sposato mi sembra appieno il progetto Trapani in Serie B. Saraniti, Paponi, ci sono comunque giocatori importanti che sono visti dal DS Lo Giudice, e sicuramente una prima punta di nome importante arriverà a Catanzaro, secondo me. No, io vorrei condividere anche una domanda un po' che sa anche di maledizione per il Catanzaro, il numero 9, mai come negli ultimi anni. Vedi Bianchimano, vedi quel pezzo che è sempre mancato al Catanzaro per fare il salto di qualità. Oggi, paradossalmente, quello che sembra essere più vicino è Usepi, ma poi è sempre un continuo di indiscrezioni e di possibilità. Chi vedi a tuo avviso da un punto di vista prettamente tattico, di campo, per come sta nascendo il Catanzaro, in grado realmente di poter fare quel famoso salto di qualità agli uomini di Auteri?
Guarda, per quanto concerne il numero 9 è già una questione più generalizzata, non è solo un problema chiaramente del Catanzaro, ma è proprio come si sviluppa il calcio moderno in questi termini. Se pensiamo e rimaniamo anche in Calabria, al Cosenza di Piero Braglia l'anno scorso con il 4-3-3 con i tre piccolini lì davanti, no? Con Tutino, Baez e Embalo, la prima punta era fondamentalmente Tutino ed è stato devastante in alcuni movimenti o comunque dà la possibilità di aprire il campo alle mezzali. Ecco, questo secondo me potrebbe essere anche il leitmotiv del Catanzaro, una prima punta che non per forza deve essere 1,90 m per 90 kg e sfruttare solo le sponde e i cross dagli esterni, ma può essere anche una prima punta più rapida che viene a giocare con le ali, che sappia fraseggiare in maniera anche significativa e qualitativamente importante, quindi non è solo il nome che può fare la differenza, ma è un giocatore che con determinate caratteristiche possa essere funzionale al meccanismo della squadra. Ecco, questo secondo me è un fattore da prendere in considerazione, non solo il nome o i gol che ha fatto in precedenza, ma la funzionalità della prima punta in rapporto al meccanismo della squadra. Allora Attilio, abbiamo visto che invece a Vibo è arrivato Tumbarello, insomma se ci sono altre novità perché siamo proprio nelle No, prima di ultime chiudere battute. un identikit che piace molto alla Vibonese per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Mister Modica e Migliorini. Vedremo come si evolverà anche questa trattativa nel corso dei prossimi giorni. Sono due pupilli ovviamente di Mister Modica da Cava dei Tirreni. E Mister Modica che insomma è un allenatore di tutto rispetto, vedremo cosa succederà nel corso del campionato. Allora io ringrazio Raffaele Truncè per essere stato con noi di Sport Team Calabria. Grazie a voi. Grazie Raffaele, grazie ad Attilio Malena che ritroverete domani sempre qui su Teleeuropa Network. Noi invece ci vediamo nella prossima settimana. Per il riassunto, facciamo un po' il riassunto. Sì, domani fate il riassunto. Io ringrazio Massimo Fino alla Camera, Francesco Camposani e Luca Chito in regia. Grazie a tutti per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana. Volevo credere a qualcosa, forse un po' di più. Di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva e lasciami ballare tutta l'estate. Quando il sole sale sento la vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova. Da una finestra suona la musica che fa. Sento che dentro di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te. Che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me. E lasciami ballare tutta l'estate. Quando il sole sale sento la vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova. Da una finestra suona la musica che fa. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. E lasciami ballare tutta l'estate. Quando il sole sale sento e vuoi sentire